Ciao, ti do il benvenuto in questa nuova video lezione a cura di mattoscacco.com. Oggi parliamo della difesa scandinava e vediamo quali mosse ha a disposizione il bianco per andare subito in vantaggio. Vedremo una variante poco conosciuta, ovviamente la difesa scandinava si ha dopo E4 D5, quasi sempre è il bianco che fa questa specie di cambio, ma in questa variante il bianco regala il pedone in E4 che il nero gentilmente prende. Cavallo G4, esaminiamo il senso di questa mossa, ovviamente si va a riprendere il pedone E4, si punta in F7 e la donna è libera di andare in H5 sempre con minacce su F7, quindi bisogna correre ai ripari. In che modo? La difesa peggiore, ma quella forse più intuitiva, sarebbe F5, ovviamente lascia molto sguarnito il re e quindi ci possono essere tantissimi tipi di continuazioni che anche solamente D3 portano in vantaggio il bianco e raramente vedremo questo tipo di difesa. Le altre due giocate molto sono alfiere in F5 per proteggere il pedone, allora noi spostiamo il cavallo in C3 per andare a attaccare due volte il pedone, giustamente il nero va a difendere il pedone, sviluppiamo l'alfiere liberando l'arrocco e andando a puntare su F7 e 6 per andare a proteggere questo punto, F3, pedone per F3, donna per F3, cavallo C6 andando a svilupparsi, perfetto, sacrificio di cavallo in F7. Qui la continuazione più forte è ovviamente cavallo D4 con il cambio delle donne. Raramente ovviamente in una partita rapida questo salta subito all'occhio e dopo ovviamente re per F7 segue donna per F5 e ovviamente non si può prendere per via dell'inchiodatura. Quindi questa variante è molto forte. Vediamo un'altra continuazione che il nero può giocare dopo il nostro gambetto. Quindi rivediamo la successione E4, D5, cavallo F3, presa, cavallo G5, abbiamo visto prima alfiere in F5, cavallo in F6, andando a proteggere il proprio pedone, D6, pedone per D6, alfiere per D6 e qui se si gioca H6 cercando di togliere un cavallo minaccioso, sacrificio in F7, re per F7, alfiere per G6 scacco e dopo questo secondo sacrificio il bianco è nettamente in vantaggio. Bene, se questo tipo di trucco in apertura, che ovviamente può avvenire solo in determinate condizioni, ti è piaciuto, ti invito allora a dare un'occhiata al videocorso d'apertura da oltre 6 ore, dove ci sono tante di queste strategie che puoi utilizzare in apertura per sorprendere il tuo avversario, ma non solo, anche per uscire in modo solido dall'apertura e così giocare in modo tranquillo il meglio gioco e il finale.